Dolasiana Aldeno. Con la formazione di casa ormai retrocessa e senza motivazioni, l'Aldeno ha l'obbligo di non mancare la vittoria per cercare di evitare i play-out. La Dolasiana rovinerà i piani dei giallorossi? Garibaldina TNT Montepeller. I giallorossi hanno vinto il campionato nello scorso turno, per questo la TNT può cercare punti importanti per ottenere la salvezza diretta contro la squadra che ha raggiunto il suo obiettivo. Leno Cristo Re. La partita è più che mai aperta. La Leno vuole tornare a vincere dopo 3 pareggi consecutivi. I giallorossi sono ancora in lotta per la salvezza diretta. Riuscirà la Cristo Re a tornare alla vittoria? Sacco San Giorgio Montebaldo. Le due squadre sono tranquille e hanno già raggiunto i rispettivi traguardi. Questa domenica si gioca solo per concludere in bellezza il campionato. Che vinca il migliore. Spormaggiore Azzurra. Con il campionato in conclusione è tempo di perfezionare la propria posizione in classifica. Gli azzurri vogliono raggiungere il 4° posto. I giallorossi attaccano la 3ª piazza. Valpeio Trambileno. Entrambi hanno vinto scorsa domenica e vogliono regalare ancora qualche gioia ai propri tifosi. Per i verdi l'obiettivo è raggiunto, il Valpeio è già retrocesso e vuole abbandonare degnamente la prima categoria. Volano Marco. Alla penultima giornata si affrontano il Volano, bella sorpresa di questo campionato, e il Marco, che concluderà il campionato in piazza d'onore. Vedremo chi avrà più voglia per vincere questa partita.